Signori miei, eccoci qua. Lo sapevo, vi stavate aspettando e salute stavate aspettando. Oggi avevamo 4 opere, signori miei, 4, 2 per foglio, ma io stasera le strappo, ve ne voglio fare soltanto la metà, perché ci dobbiamo concentrare su quello che abbiamo, su quello che dovete comprare. Devo tagliare i capelli? Non posso, non ho i soldi, dobbiamo vendere. Andiamo subito al primo quadro, eccolo qua. Signori miei, inquadralo tutto. Il quadro si intitola Ho perso la testa. Ho perso la testa, signori miei. Non bastava una, ne ha perse 2 di teste. Lo capite l'autore? Questo è tutto l'amore di una donna. Le sento le telefonate. Questo è tutto l'amore di una donna verso un uomo che non perde non una testa, ne perde 2. Lo capite? E io, signori, questo qua ve lo volevo dare, se fosse stata, ve lo do, 28.000 euro a testa, che manca. Chiaro? Allora adesso andiamo a prendere l'arte, andiamo all'estemporanea. Eccola qua, vedete questa bella estemporanea? Non sono cacatelle di mosca, no! Questi sono i colori base, i colori che oggi lui, vedete, non scivolano, sono colori ad olio di motore. Capite cos'è? Adesso andiamo, vieni, seguimi che butto a terra. Venduto! L'abbiamo venduto, mi viene il freddo, mi raccapriccio, l'abbila venduto in meno di 1 minuto, lo capisci? Che mi fate venire il freddo? Vieni qua, levati tu, vieni, eccola. Donna con cipollina. Signori miei, questo è un tipico quadro catanese. E non la puoi prendere la cipollina, sembra che la puoi toccare con mano. Adesso, se noi ci distraiamo un attimo, signori miei, dal quadro, vedete che mastica, lo vedi come mastica la donna con la cipollina? Vieni qua, vieni che ti faccio vedere un'altra cosa. La donna con la cipollina è mitica. Questo invece, signori miei, questa è un'opera d'arte. Questo è giro tondo, quanto è bello il mondo. Un mazzo di viole, guai a chi lo vuoi capire sì o no? E questo te lo do 31.000 euro. Fai 31.000 diviso 1, 2, 3, 4, 5. Quanto fa? Meno di 6.000 euro. Vieni qua, vieni che abbiamo lei. Oggi, signori miei, la statua ha un suo perché. E la statua ha un suo perché sapete perché cosa c'è? Allora, io ve lo dico con i capelli allo schiaffo oggi. Allora, la statua oggi il soggetto è picnic. Ma voi vi immaginate fare il picnic con la statua? Cosa fai? Vai al picnic, prendi la sedia con la statua e non sei solo a mangiare. C'è lui che ti guarda. Non sarai mai solo. E questa ve la do 17.500 euro. Lo capite? Ma torniamo alla donna con la cipollina. Guardate qua. Guardate. Ce ne manca. Non è che si muove, è la tua immaginazione, perché vorresti prenderla la cipollina, la vorresti prendere, ma non puoi averla. Guarda, io faccio così, lei la sposta. E questo te lo do, e questo, ma togliti, questo te lo do. A me devi guardare quando parlo di prezzo. Questo te lo do a 91.500 euro. E gli levo i 500 euro, ma non glielo tolgo grazie all'estemporanea. Dov'è se n'è andato? Dove sei? Dammi l'estemporanea che tu ce l'hai. Lo sai, non ce l'ha. Eccola qua, signori miei. Nemmeno la guardo, la strappo l'estemporanea, perché voi lo sapete che chiodo fisso è dove meno te lo aspetti. Te lo trovi negli indumenti, signori miei. Di chiodo fisso non ti puoi liberare. Ti compare nella cravatta, lo capisci che ce l'hai nella cravatta, lo vuoi capire? Eccolo qua, chiodo fisso, eccolo, e lui ride perché gliel'ho strappato, ma è ancora vivo, come tutta l'arte, capisci? Prendila l'arte, mettila da parte, una volta che ci avrai chiamati non ci lascerai, mai più. Ciao. Stavo dall'aria, visto uscire. No, dove uscico? Ma poi è un altro soggetto, scusate, seggia, tu ti mangi la cipollina, però io sono a stomaco leggio. Le faranno i piedi.
fate il rumore che sennò graffia. Ma no, Ayata, mia moglie, che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie e sto uscendo pazzo. Sì, perché io sono prudente, ma Ida è esagerata. Mia moglie è cintura nera di amuchina. Sì, ave la mucchina ammucciata a un neghe. Tutto quello che facciamo l'amo a fare con la mucchina. I vestiti con la mucchina, o mangiare con la mucchina, o bidè ne l'amo a fare con la mucchina. Cioè le mutande quando vedono spuntare a mia moglie si fanno un signore a croce si fanno. Ma tu immagini? Mia moglie pulisce dalla mattina alla sera. L'altra mattina mi sono svegliato e ho trovato mia moglie che stava pulendo ca mascherina, chi guante e cu camice. Ci disse amore, questa all'inizio era una sala da pranzo, ora sta diventando una sala operatoria. Un bello provolazzo, non c'è più. A casa mia la polvere non esiste. Gli acari che abitavano a casa mia da anni sono stati costretti a emigrare nell'appartamento accanto. Mia moglie l'aspettava tutte le mattine ca paletta, tipo posto di blocco. L'ultimo acaro latitante si era nascosto dietro un termosifone. Mia moglie un cagliò, ci domandò l'autocertificazione e ci fece 400 euro di multa. Ma tu immagini? Ora dice, ma allora perché non te ne esci tu? E infatti io me ne esco fuori, solo che l'unico problema è che ogni volta che esco da casa puntualmente mi dimentico la mascherina. Per me la mascherina è un trauma, la mascherina è complicata. Io l'altro giorno ero che passeggiavo in mezzo alla strada, a un certo punto ho visto da lontano una donna bellissima. C'aveva la mascherina ma un corpo meraviglioso. Ora io mascolo sicolo sono, quindi appena ho visto questa donna meravigliosa ho attraversato la strada e gli sono andato incontro. Oh, quando questa donna ha visto che io le andavo incontro, mi è venuta incontro pure lei. Cioè io andavo incontro a lei, lei andava incontro a me, io andavo incontro a lei, lei andava incontro a me. Quando questa donna meravigliosa è arrivata a 1,5 metri da me, mi schiacciò l'occhio. Io dissi, Casimo, meraviglioso, è arrivata a 1 metro da me, si è tolta la mascherina. Era mesoro. Ma tu immagini? Diventasse pazzo io. Ma intanto a casa non ci posso stare, io devo uscire per forza. Perché c'è mia moglie che è pulizia a tutte le ore. L'altra mattina l'ho trovata che puliva e c'aveva in una mano lo Swiffer tipo spada di D'Artagnan e nell'altra mano contemporaneamente un mocio che secava in terra, ma secava così forte che a momenti si vedeva la signora del piano di sotto. E allora sono dovuto uscire per forza. Sono uscito a farmi una passeggiata con la mascherina. Dopo mezz'ora di passeggiata con la mascherina, mi dovete credere, sudavo freddo, mi girava la testa e mi sentivo male. A un certo punto mi sono stancato e mi sono appoggiato a un muro. Sopra la mia testa c'era un bicchierello affacciato al balcone che mi fa: signor lei, con la mascherina forse non muore di virus, ma su un saleva muore occupato. Alex, dopo questi bei discorsi che abbiamo fatto, ora dobbiamo fare lo sponsor. Lo sponsor? Ah, scusa, che fai? Non mi ripigliare le dai. Il sponsor. Il no? sponsor. Non mi correggi le Lo sponsor. Lo sponsor. E come si dice? Cioè, perché io praticando con te ho perso l'italiano. Facciamo Dov'è? così, facciamo un sponsor. Va No, no, io non te lo permetto di dire perché, Allora, come si dice? perché gli sponsor devono pagare gli e quindi lo, maschile. Allora, Ugillo, va bene? Va bene. Facciamo sponsor. Sponsor, Va bene? Allora, vai. ci siamo? Ci siamo. Hai il naso che ti cola a uso fondana? Il tuo naso sembra la fontana di Trevi, ubicata a Roma, costruita nel 1000, non lo so. Ma perché la fontana di Trevi? Scusa, abbiamo la nostra bella acqua e lenzuola a Catania? Ma che c'entra, zio, per fare un National Geographic, capito? Nazionale. Sì, ma fai il National Piscaria che viene meglio, no? Vabbè. Hai il naso che ti cola a uso fontana Acqua e lenzuolo? Bravo. Ok, suona meglio. Acqua e Vediamo, fallo lenzuolo. tu. Acqua e lenzuolo? Acqua e lenzuolo? Hai il naso che ti cola a uso l'acqua e lenzuolo? Hai l'acqua che ti cola tipo acqua e lenzuolo? A uso, no, a uso. A vai. uso, è ancora a uso Che acqua e vuol dire lenzuolo. attivo, va. Attivo. Come se. Va. Sì. Ma tu non mi puoi però imbastardire così, zio, perché già qua stiamo. Andiamo avanti. Vai. avanti. Poi. Hai il naso che ti cula a uso quando stai munnando una cipolla? Hai comprato le cipolle al mercato per fare la cipollina, allora devi comprare la pasta sfoglia. Io ti consiglio di farla a casa, però se vuoi comprarla invece già pronta, Ma va scusa, bene chi così. sta Poi battendo? fai la salsa, la condisci un po' di sale, olio, pepe, la cipolla è buonissima. Un Puoi bottone, mettere. un live, un da studi. Sì, io- Allora, le mie perché abilità. sei partita dalla spesa? Ti ho detto, hai il naso che ti cola a uso quando stai munnando una cipolla? Munnare, voce del verbo mondare?
Mondare? Ma quello è un altro. Mondere. Mordere? No, mordere. Come si dice quando prendi le cipolle e la mondi? Sbucciare, dice sbucciare. Sbucciare, scuzzare, sminitiare, come si dice? Va bene, comunque devi levare la scoccia della cipolla. Della cipolla? Vedi, ormai parlo come Ci siamo? Ci siamo, Ti zio. dico l'altra che è pazzesca. Va bene. Hai il naso onduppato, tipo che hai il cemento ammato e arrunfi a tipo che si insirracco che sta serrando un ballo di 8 in un capannone del librino? Allora, questo è difficile. No, zio, ce l'ho questa. Nel tuo naso si è costituita una mucosa tale per la quale è impossibile che l'aria acceda dal tuo naso, dalle narici, nel tuo organismo per poi prendere parte alla respirazione interna e esterna, quindi arrivare agli alveoli polmonari, rilasciare l'anidride carbonica e prelevare... Ma che mangi enciclopedia? Va bene, va. Hai il naso onduppato, uso che hai il cemento ammato e hai l'azzaro dentro? Chi è L'acciaio, azzaro. Hai l'acciaio nel naso? E non respiri? E non respiri? E non manca così che non basta manco l'aria? E devo fare meno che non basta l'aria? Non basta l'aria? L'aria? Non basta l'aria? Spruzzo presenta azzarina. No. Lo spray come? No, vedi, allora quando le zie dicono che tu preferisci la ziarina alla zia Rosa, hanno ragione, azzarina. Che c'entra? L'azzarina si chiama azzarina, ma è una divaricazione, un divaricamento di uno spray. Cioè, derivato? Derivante? Questo vuoi dire? Che viene? Etimologicamente derivato da, si dice. Ah? Ah? No, Derivante? No. O derivante o di ponenti, sembri un spray per naso. Spray per il naso. Azzarina, basta uno spruzzo soltanto e il tuo naso si libera ampiamente, non lo so, io me ne sto perché e il naso ti si scattiva tutto quanto da un lato e dall'altro e puoi finalmente respirare. Basta uno spruzzo e poi vai. No, io Vai, respiro prova. benissimo. No, Guarda, zio. Respiro benissimo, non mi serve. A questo poco, dai. Respira, se no non puoi dormire. Che fai? Non bravo sponsor, spruzza. Bene, prova. Fai uno spruzzo di qua, vai. 1 e 2. No, non respirare troppo forte, non Sì, ti beh, esci. ma io Non tagliare, respiro benissimo. Sì, Wow! la testa, maronna, dopo tu. Troppo. Azzarina, lo spray nasale che non devi usare mai. Bene. Con Maruccia, mi dispiace che vi siete lasciata, ma d'altronde uno che si chiamava Tommaso è normale che era un ficcanaso. Con Mare dovete stare attenta, i nomi vi dicono a cosa andate incontro. Con Mare, mi devo preoccupare, adesso mi sto frequentando con Galeazzo. Ma qui sto lamento. Ma cosa sta pagando? Vita la mia vita, lo so, è un anno che non ci vediamo, un anno. Un anno, zio, no? Un anno. No, sì, hai ragione, dobbiamo trovare un modo. Sì, ti voglio trapassare, mi sto sentendo proprio, sai come mi sento una pignata ugghiuta. No, ti sento vecchio cacao, manco io mi sarei detta basta che il telefono, bestie. Tu dici? Vabbè, come dici tu. Ah, va bene. Sì. Cosa ti Ah, vuoi? tu pensi che funziona? Mi capita non funziona, io. Sì, amore, ciao. Che sta giocando vaccarelli? Oh! Cioè, vuoi finire di giocare queste vaccarelli? Cioè, vuoi finire di fare queste cose besti davanti a mia? Custata pallera, forza, da banna! Oh, a te che ti interessa? Io posso fare chi lo voglio perché io sono separato in casa. Io sogno separato, io mi posso fare chi lo che mi pare e piace a mia. A te non ti interessa? A me non mi interessa, ma a me non sto rubito da banna, no davanti a mia, che modo è? E vabbè, dai, facciamo la pace. Chi vuoi? Ti faccio un caffè? Mi fai un caffè? Avanti, dai. E fammi un caffè. Avanti. Aspetta che devo faccio un caffè. Ai. Fa un caffè? Quando mai? Ma prima che fa pace con chi da pasticceria, mi fa un caffè che io mai, per giuro, in 40 anni mi ha dato un bicchiere di acqua quando è stato malata, mai. Mo. Gioia. Eh? Caccio caffè. Grazie, Tore. Prego. Ai. Tore, Ai. non mi va il caffè, mi sento già Sei agitata. tu sto caffè? Sì, ma ora mi sento troppo agitata. Ma perché? Non mi sento. Niente, sai che ti dico, fammi un ozzo che è più leggero. Ti faccio l'ozzo? Sì, un Avanti, ozzo. ti faccio l'ozzo. Aia. Un ozzo. Ai, no? ai, Stai ai, attento, ai. Ai. Claro, per mia, o virus ci abbassava la testa. Ce ne aveva di essere uno l'anno, Pedro. Ma la cosa è dell'altro mondo, non l'hai visto mai a così. Gioia. Eh?
Grazie all'ozzo. Ah, ma buttasti Sì. bello l'ozzo? Grazie. Prego, Gioia, perché Pure. per cose poco. Del lavato. Come stai lavando? No, l'ozzo, non mi appetito. No, era perché tu caffè. No, chiedo no, mi agita. Ma no, era perché tu l'ozzo. No, Tore, non ne voglio, e ne caffè. Avanti, dentro siamo qua, a tette. Fammi una bella cioccolata caura, ne guariamo. Vuoi la cioccolata Sì. calda? Cavora. Sì. Sì. Ah, aspetta. l'ultimo Stavo momento, scusate, Ai, non ai. mi appetito. Ai. Non si può muovere. E a chi ci dice tutto, bestia. Ma riguarda, ma mai, questi sono numeri, io me la voglio giocare, perché io li saccio smoffiare. Avanti. Gioia. Ah? Cavora. Grazie, Dori, grazie. Cavora. Non Dori, troppo caura ieri. Niente, Dori. Come troppo cavora? Sai che ti dico? Ah. Non mi appetito. Ma perché tu caffè? No, non ne voglio. Non mi appetito né un caffè, né l'ozzo, né un cioccolato. Non ti appetita, non sono del cibo. No, Dopo che mi faceste spandare tutto il sonnifero che ci avevo messo. Dopo che mi faceste spandare tutto il sonnifero. Come sonnifero? Ah, urissimo che c'era sotto qualcosa. E allora tu mi volevi dormire a mia con sonnifero con l'astrologa. Sbaglio ci fu. Ancora a nascere come a pigliare il piffissa, capisti? Ancora a nascere, disgraziato. Quali coppa? Anzi, qua, ti faccio una chietta, ti faccio una chietta, disgraziato e disonesto. Ehi voi laggiù! Per la barba di Nettuno! Vedo terra! Mayday! Ciao bella signorina! Ciao caro! E chi sei? Io sono la piratessa Yuna Moggio! Ah. O Yuno Squaglio! O Yuna Funno! Questo è il mio nome! Di Ah. questa nave sono la comandante! Bello, Per bello la nome. barba di Nettuno! E tu chi sei? Ah, io sono il pirata più famoso del pianeta Terra, del pianeta dell'acqua, insomma del pianeta. Corpo di 1000 balene! Sei per caso Jack Sparrow? No, ci paro ma non sono lui. No. Ah, per la dentiera di mio nonno! Sei allora Calico Jack! No, quelli con Jack che gioca a poker, fa Jack, no, non c'entra nulla. Per la pancia di mio padre! Sei allora Jack Sparrow, non sei? Barba Nera! Ma no, non è che ho la barba bianca, non posso essere barba nera. E allora svelami la tua identità! Sono il capitano Uncino. Uncino! Sì. Per il fenicottero che è morto l'altro ieri! Sì, guarda, vedi Se tu sei Uncino, io chi sono? Tu sei il cottone, io sono l'uncino, così facciamo un'ammogliata, tu fai l'uncinetto, facciamo un bel centrino assieme, ci ammogliamo e ci sbuttiamo. Iuzzo, tu qualche giorno mi fai vedere un ictus! Io non ce la faccio più! Perché per Tu puoi l'uncino- fare Uncino, l'uncinetto, Jack Sparrow, Black Jack, Uncino Jack quello- and Black! Puoi fare il pirata dei Caraibi, il pirata della playa! Un pirata andava, avanza pure puoi fare! Non ti voglio, Iuzzo! Pirati? Questi sono i Ma è pirati? finto, Iuzzo, non è che non ti voglio! ti sei Iuzzo, spaventato, non ti ti sei voglio! finto, ma stavo scherzando, io tu l'uncino, va bene, ma come devo fare io con questo che non mi vuole? Mi mise magari a vendere, mi doppai non giocare, non ci vedo più, e non mi vuole senza vederlo, ma se ne sta quando scherzo! Iuzzo! Arrivo!